e non sulle cose. Allora, arrivo a chiudere sulla politica, davanti all'esigenza di mettere al concreto questa discussione, come vi dicevo, prevale un po' il politicismo, ma per amor di Dio siamo attrezzati anche a quello, non è che abbiamo paura di dire. Noi sappiamo qual è la scommessa sul piano politico di questa campagna elettorale. Ho detto che è una scommessa che non riguarda solo una legislatura, che è più profonda, è una chiave per uscire da un certo modo di organizzare la politica degli ultimi 20 anni. Noi, in tutti questi sensi, quello del governo, quello della legislatura e quello del passaggio di fase, noi siamo alternativi a Berlusconi e alla Lega e siamo gli unici che possono batterli. E qui c'è un concetto, perché adesso cominciano a girare come se il PD è avanti, le cose sono avanti, quindi uno può mettere in libertà, dice, sai perché tanto è avanti il PD, adesso lo condizioniamo da sinistra, dal centro, d'accordo? Cerchiamo di non scherzare, la destra esiste in questo paese qui, esiste, esiste, e non si arrenderà l'evidenza, cioè non è che noi possiamo pensare che la destra non ci sia più perché è stato un fallimento, perché ci ha portato al disastro, perché ci ha messo sul precipizio, perché non possiamo tirarcene fuori, ma scattano anche degli altri meccanismi, meccanismi di difesa, meccanismi ideologici, meccanismi di interesse, e questi ci saranno combattivi fino all'ultimo giorno. E allora diciamo ben chiaro, e lo dico qui in Veneto, dove si gioca una battaglia importantissima, che io guardo con ottimismo. Adesso ve lo dico, ecco, lo so io che... E guardate, lo so, ragazzi, siamo forti. Io andai, signora controlli se non è vero, io andai un mese prima a Milano, feci un commissione lì in piazza e dissi, eravamo sotto di 10 punti di sondaggio, e dissi, a Milano si vince facile. Qualcuno, qualche giornalista, chiamiamo il 118. Però guardate che ci sono i sondaggi che già non ci mettono male qui, non è che ci mettono male, però guardate che non ci sono solo questo, c'è anche un'area che tira, c'è anche la percezione che stavolta c'è la possibilità di discutere, ci sono anche settimane in cui possiamo mettere in moto la nostra macchina. Non aspettatevi che la destra quel riflesso lì non ce l'ha, ma scusate, dopo il fallimento dei fallimenti, dopo che sono stati cacciati, avendo la maggioranza in Parlamento schiacciati, sono stati cacciati dal governo, vi risulta che loro abbiano fatto una riunione di un'ora per dirsi ma abbiamo sbagliato qualcosa? Noi, fosse capitato a noi, denegata ipotesi, noi per 3 anni avremmo discusso, ma più di 3 anni, perché la differenza fra noi e loro è che per noi è sempre colpa nostra e per loro è sempre colpa degli altri. Questa è la differenza base. Da qui anche questo nostro riflesso. Fatelo dire da uno mica che è ma dico, dal punto d'osservazione che ho in questi anni l'ho vista sta cosa. Noi sottovalutiamo sempre la nostra forza, non la sopravvalutiamo mai, la sottovalutiamo sempre, c'è poco da fare. Dobbiamo renderci conto che ce l'abbiamo, che questa forza ce l'abbiamo, che se non arriva esito è perché non l'abbiamo messa in moto, credete a me, questa semmai è la cosa da chiedersi. Come riusciamo a dire alla nostra gente forza, si va, stavolta si va. E io sono convinto che dentro i ragionamenti che dobbiamo fare ci sta anche questo tema quello che viene banalizzato, il voto utile. I voti sono tutti buoni, sono tutti utili, hanno tutti la stessa dignità.
soltanto che ci sono dei voti utili per protestare, benissimo, uno scelgo un voto per protestare. C'è un voto utile per testimoniare, voglio testimoniare sta cosa, so bene che però voglio testimoniare, benissimo. C'è un voto utile per dire un'appartenenza, io ideologicamente, politicamente sono lì, voglio stare lì a prescindere, va benissimo. Ma se uno sceglie un voto utile per battere la destra e vincere, ce n'è uno solo, è Italia bene comune, punto. Quindi è questione di gusti, di come si intende esprimere un certo voto utile. E perché in queste elezioni vince chi arriva primo, punto. Questo fate così, vince chi arriva primo. E quindi noi dobbiamo dire, in particolare in questa regione, che noi abbiamo un'occasione storica e che chi sottrae a questo appuntamento fa piacere agli altri. Adesso andiamo al dunque. Chi si sottrae a questo appuntamento fa piacere agli altri. Ecco, io credo che con questa spinta, con questa fiducia, con la convinzione di quel che abbiamo seminato fin qui, noi non siamo abusivi nel chiedere il voto. Non siamo abusivi nel chiedere il voto. Noi siamo stati coerenti. Quando quello là diceva che i ristoranti erano pieni, consumatori consumate, stiamo meglio degli altri, eccetera, eccetera, noi abbiamo fatto una battaglia d'opposizione tenendo sempre fermi il punto, anche quando mezza Italia, che adesso se lo dimentica, faceva finta di crederci perché sperava che si bagnasse poi solo la terza classe e loro rimanere fuori. Anche lì noi non siamo stati nel coro. E poi abbiamo fatto le scelte che abbiamo fatto, quindi non siamo abusivi a chiedere il voto agli italiani. E possiamo dire, credo con una certa credibilità, che anche stavolta quel che diciamo lo faremo. Quel che diciamo lo faremo. Ecco, allora andate con questa convinzione, in una terra certo non semplice per noi, ma dove, per Baco, dove a vincere c'è gusto doppio. Ecco, grazie a tutti.